Vigo Oro. Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13 in questa nuova puntata, una puntata che oggi dedichiamo a qualcosa che avviene domani, siamo un po' in anticipo, però vorremmo dare un po' una provocazione su un tema che insomma, riguarda sicuramente tutti noi, perché è il tema dell'acqua. Abbiamo dato come titolo "L'acqua riempie la vita" questa trasmissione, perché purtroppo ogni tanto magari ci dimentichiamo di quanto fondamentale sia questo bene. E lo facciamo oggi in funzione di quello che avviene domani, ossia domani il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, quindi insomma una di quelle situazioni nella quale si cerca di riflettere su una vicenda o un bene come appunto l'acqua, e se lo stiamo tutelando, come lo stiamo gestendo, che cosa potremmo fare in più e magari anche che cosa possiamo evitare. Allora, mentre vi stavo parlando, tra l'altro è arrivato il terzo ospite volante, quindi ve li presento tutti e tre, partendo dalla mia destra. Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Fausto Pozzobon, di Legambiente Treviso, buongiorno. Di Legambiente Piavenire, cari saluti a tutti. Insomma. Eccoci, partiamo subito con gli errori del sottoscritto e Walter Fertrin, che è presidente di Coldiretti Treviso. Buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Allora, 0422 162 98 è sempre il nostro numero di telefono, vi ricordo che potete interagire con noi anche tramite la piattaforma Facebook, nella pagina di Antena 3. C'è un post dedicato appunto alla puntata di oggi, dove la domanda che noi vi abbiamo posto è cosa fare per difendere il bene dell'acqua. Sicuramente qualche risposta ci arriverà anche dai nostri ospiti oggi qui in studio. Allora, innanzitutto, c'è secondo voi come dire, un allarme sull'acqua, o intanto possiamo star sereni e fare una trasmissione tranquilla? Beh, per quanto io presiedo l'azienda che fornisce l'acqua potabile a 39 comuni del bacino Piave Servizi, che va da Vittorio Veneto alla Gronda Lagunare, Quarto d'Altino, Marcon, tutta la parte destra Piave. Vi do una buona notizia, nel senso che non ci sono emergenze idriche, e non solo perché da gennaio in poi ha piovuto più di quello che registrano normalmente le colonnine per questo periodo, ma perché di fatto anche l'anno scorso, quando abbiamo vissuto quel drammatico periodo di siccità, non abbiamo registrato cali di pressione. Per fortuna, per investimenti che sono stati fatti nel corso di diversi anni e che hanno portato a garantire una tenuta del sistema idrico. Detto questo, e tranquillizzato i nostri cittadini sul fatto che comunque l'acqua sgorghi dal rubinetto, non bisogna abbassare la guardia, anzi sarebbe un autogol tremendo se noi dovessimo smettere di investire sulla divulgazione, sulla diffusione di una cultura del risparmio idrico. Ricordo che per il bacino di Piave Servizi l'acqua media che ogni cittadino consuma sono circa 225 litri al giorno. Questi sono i dati che abbiamo. Però sono dati che sono anche interpretabili. Faccio un piccolo esempio. Nei comuni dove l'acquedotto è arrivato dopo abbiamo dei consumi sensibilmente inferiori rispetto ai comuni dove, per ragioni storiche, ragioni di investimenti, l'acquedotto è arrivato prima. Il che tradotto cosa sta a significare? Significa che dove siamo più abituati a aprire l'acqua e aprire il rubinetto e versare l'acqua in maniera leggera, abbiamo un consumo maggiore. Questo in ultima istanza cosa vuol dire? Vuol dire che sono comportamenti che dipendono da una cultura dell'acqua. Dalla cultura. Allora, tra l'altro vi cito alcuni dati, perché uno dice: come faccio a consumare 200 litri d'acqua al giorno? Allora, fare il bagno sulla vasca da bagno va dai 120 ai 160 litri, ok? Quindi un bagno. Una doccia di 5 minuti va dai 75 ai 90 litri, utilizzare lo sciacquone WC va dai 6 ai 12 litri, e lavarsi i denti 7,5 litri se lasciamo aperto il rubinetto. Vi rendete conto che non è così difficile arrivare ai 200 litri. Quindi innanzitutto possiamo essere concordi sull'aspetto che un atteggiamento di consumo consapevole... Assolutamente sì.
possa essere uno dei primi messaggi e dei primi ambiti su cui lavorare. Assolutamente sì, anche perché io sì, faccio il presidente di questo circolo che si muove lungo il fiume Piave, si chiama Piavenire, quindi, ma io faccio soprattutto attività di educazione ambientale, nel senso che anche stamattina ero fuori con ragazzi di seconda di Visnadello e siamo andati a vedere un paleoalveo addirittura, cioè all'interno della campagna dell'alta pianura trevigiana esistono ancora dopo 10.000 anni, perché insomma è dalla glaciazione questo che è stato utilizzato dall'acqua del fiume che scorreva liberamente e costruiva insieme la nostra pianura. E là abbiamo incontrato una persona che sapeva di questa cosa e che ci ha raccontato che addirittura 60 anni fa lungo questo paleoalveo, che aveva anche degli affossamenti, addirittura a 4 metri di profondità, c'era l'acqua che sgorgava e lui da bambino faceva il bagno all'interno di questa struttura. Ecco, noi stiamo facendo quel discorso che dicevi tu prima, cioè il consumo dell'acqua, quanta acqua si consuma. Se vogliamo, dopo parleremo credo anche del consumo in agricoltura, visto che c'è Coldiretti, ma lasciamo magari partire loro. Da questo punto di vista. Se pensiamo a uno scandalo, secondo me, continua a esserci, e credo che il presidente dell'acquedotto Piave Servizi sia d'accordo con me, lo scandalo delle pompe a getto continuo. Noi abbiamo continuamente nella fascia delle risorgive pompe a getto continuo che sversano la propria acqua, che non va più in falda. Ricordo a questo proposito proprio un giro in bicicletta che fatta 15 anni fa con ragazzi di quarta e quinta elementare, partendo da Fener e scendendo lungo il fiume in 4 giorni, dormendo nei centri sociali e anche parrocchiali, e là a un certo punto, arrivati in fascia di Sorgiva, in quel di Candelù, i ragazzi che erano di Visnadello, quindi il discorso che dicevi tu prima relativo proprio al fatto che Visnadello è sempre stato acquedotto, e questi qua, quando hanno visto 2 pompe a getto continuo sversare acqua continuamente, sono venuti da me e hanno detto, sono scandalizzati. Maestro, ma com'è sta cosa? Ma non va a finire in falda poi? Prova a chiederlo. E naturalmente l'agricoltore ha detto, ma sì, va a finire in falda assolutamente, ma non può, mi ha detto Riccardo, non può, perché ci sono anche 19 metri di argilla, strato di argilla che noi avevamo appurato ci fosse proprio in quella zona e che non poteva permettere a quest'acqua di entrare in circolo. Io direi, Feltrini, che questo è ovvio che ci sono probabilmente anche delle tradizioni, degli atteggiamenti che si tramandano magari da qualche secolo e che per la morfologia dei territori, del terreno nel quale noi siamo inseriti, è sempre stato normale che l'acqua sgorgasse dal terreno. Assolutamente sì, aree fontanassi, come si dice, come è classificata l'area che sta intorno al territorio di Treviso, e naturalmente l'acqua sgorga naturalmente, è diventata una moda, su questo bisogna ammetterlo, che molte famiglie, non essendoci neanche l'acquedotto, per attingere acqua buona facevano i pozzi artesiani a 150 metri e attingevano l'acqua a getto continuo, come era il termine che si usa ancora in gergo, così, giusto per definire il termine. Poi c'è stato un abuso, non è l'agricoltura che utilizzi l'acqua, sono tutti i pozzi che ogni famiglia nei territori dove non c'è l'acquedotto, perché io ho fatto l'amministratore dal 1999, avevamo chiesto appunto una deroga su questo in modo che fossero limitati i getti d'acqua, perché effettivamente danno fastidio questi getti che sgorgano in maniera... È uno spreco, non è neanche... Non sta nella coscienza delle persone nel vedere che da una parte abbiamo 1,8 miliardi di persone che non hanno acqua pulita di cui alimentarsi, di cui nutrirsi, che poi muoiono da malattie e quant'altro, e noi che la buttiamo via. Questo è fuori logica, fuori etica, è un discorso che non sta assolutamente in piedi. È anche vero che se andiamo dall'altra parte ci troviamo dei comuni dove la rete idrica e la rete degli acquedotti non è capillare, pertanto per avere acqua buona devono per forza fare i pozzi. Allora, l'altra faccia della medaglia, esatto, l'altra faccia della medaglia, facciamo i pozzi, o arriva l'acquedotto oppure limitiamo, non lasciamo il collo aperto, come si dice, della fontana. Sentiamo chi c'è al telefono, solo un attimo che vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Chiamo Dino, chiamo qua l'Assemblea di Calabria. Niente, volevo avere una spiegazione.
Dunque, in questo momento leggo sui giornali, sui quotidiani qua, no? Ci sono i torrenti secca, no? Sì. Mi risulta, sempre guardando i quotidiani, Sì. praticamente no, come mai che la montagna, se coincide con questo, no, che si tengono l'acqua per fare le centraline e via dicendo, no? Questi fossi è qualcosa di queste cose, oppure viene calcolato in un altro sistema, insomma, non so, come mai che questi fossi questi canaletti sono nati in seccaro? Allora, chiariamo, grazie alla domanda, sarebbe arrivata sicuramente, anzi la stavamo anche per precedere. Allora, mi serve uno di voi che spieghi esattamente che cosa sta accadendo. Intanto sappiate che è una manutenzione, cioè una cosa voluta per fare una manutenzione. Nel dettaglio non so quali sono i contenuti, cioè le attività specifiche, però insomma è una cosa molto temporanea che a brevissimo verrà poi ripristinata nel suo essere. Cioè, quindi innanzitutto non è una cosa definitiva, o non è che la montagna ha deciso di chiudere i rubinetti, anche perché poi magari quando pioverà tanto hanno bisogno di lasciare giù l'acqua, non è che poi noi tiriamo su delle dighe e loro vanno sott'acqua, attenzione. Quindi posso dire? Prego. Allora, intanto prima una cosa al Presidente della Coldiretti, perché riguarda il discorso delle pompe a getto continuo. Un calcolo che aveva fatto a suo tempo Centro Civiltà dell'Acqua Internazionale, quello mi ricordo di qualche anno fa, naturalmente prevedeva tutto un discorso di tutta la fascia risorgiva in Veneto, sì. Parlava di 20 metri cubi secondo che in pratica venivano buttati fuori attraverso le pompe a getto continuo, e mi pare un'enormità. Sì. Il piano tutela delle acque regionale prevede che ci siano dei controlli da parte dei comuni e da parte del Genio Civile. Certo. Ma né i comuni né il Genio Civile fanno questi controlli, per cui queste fontane ornamentali, viene citato, è detto proprio così, in pratica dovrebbero buttare pochissimo, 6 litri a minuto. Sì, quindi un decilitro per secondo, insomma, proprio. Però se noi non andiamo a controllare, noi abbiamo situazioni in cui quest'acqua viene sprecata ed è acqua, appunto, come diceva Feltrin, a 150 metri di profondità, certo. Acqua potabile. Ricordo che qualcuno dell'acquedotto, in quel caso era ATS, mi raccontava che in pratica con 4 pompe a getto continuo poteva dar da bere a una cittadina come Oderzo. 4 pompe. Poi il problema delle pompe continue è anche poi che spesso l'acqua, che non va evidentemente nella falda artesiana per una questione proprio di meccanica, ma va in fognatura, quindi deve essere anche depurata con dei costi in più ulteriormente che gravano su tutti i contribuenti. Pronto? 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 Buongiorno, chi parla? Buongiorno. Allora, io avrei 100.000 domande, ma mi riferisco a 2 principalmente. Ecco, quando si parla di centraline elettriche, mi chiedo perché devono essere i foresti che entrano in quel di Belluno e che fanno le centraline elettriche. Non sarebbe più logico dare ai nativi il possesso dell'acqua e di quello che concerne, visto e considerato che poi l'Europa ci ordina? Cosa vuol dire il minimo vitale dei fiumi per l'Europa? E poi un'altra curiosità: quando sentiamo parlare di cuneo salino che sale all'interno delle nostre terre, è perché il mare è più alto della terra? Giusto? Allora signora, intanto grazie per aver chiamato, domande molto puntuali, io sono altrettanto puntuale nel dar la linea alla regia per la pubblicità e poi vediamo di rispondere dove possiamo. Grazie. Eccoci di nuovo in onda, allora vediamo di provare a dare delle risposte alla signora che ha chiamato prima. Io glisserei sulla parte della centraline idroelettriche, anche perché, come dire, non è il focus di questa puntata. Sul cuneo salino, cioè il cuneo salino, tanto per capirci, è
quando i livelli di fiumi sono bassi e quindi l'acqua del mare comincia a risalire la corrente e quindi aumenta quella che è la quantità di sale, perché ovviamente l'acqua del mare è salata. Questo avviene nel momento in cui c'è poca acqua nei fiumi. La poca acqua nei fiumi ci può essere perché non piove o quindi o non si scioglie la neve in montagna, oppure perché magari anche qualcuno chiude il rubinetto. Infatti, ecco, non lo so, cioè adesso che ci sono queste sperimentazioni, cioè, sta risalendo l'acqua del mare o no? Allora, noi non abbiamo, come acquedotto non abbiamo dati in tal senso. Tranquillizzo anch'io, perché ho trovato una signora stamattina che mi ha chiesto ma i fiumi portano poca acqua, rimaniamo senza acqua. No, Piave Servizi non pesca acqua dai fiumi direttamente. È logico che per quanto riguarda poi le falde a cui Piave Servizi attinge sono falde che vanno su più o meno una profondità 80-90 metri, che indirettamente ovviamente possono essere alimentate anche da fiumi, però comunque sono falde di profondità che stanno sotto a 4-5 strati compatti di argilla impermeabile e che quindi danno garanzia, uno, di impermeabilità rispetto al suolo, due, che comunque l'afflusso è un afflusso che non dipende da uno scostamento minimale o periodico da un fiume che, viva Dio, può esserci, quindi tranquillizzo da quel punto di vista. Poi per quanto riguarda le dinamiche di gestione dei fiumi, dei corsi d'acqua, ovviamente noi non c'entriamo se non in via indiretta, perché comunque beneficiamo. È qualcosa che fa capo ai consorzi di bonifica, corretto? Consorzi di bonifica, Genio Civile, Magistrato alle Acque. Ok. Bene, ora spieghiamo ai telespettatori cosa sta avvenendo, perché mi dà una mano di voi due? Sì, allora, da quello che sappiamo, in pratica, quello che sappiamo, siamo intervenuti all'interno, proprio nella conferenza di presentazione, proprio a Montebelluna, quindi nella sede del consorzio, martedì scorso credo. Sappiamo che appunto per una decina di giorni si va a bloccare tutte le derivazioni di acqua da Fener, diciamo quelle principali, Fener e Nervesa, insomma. Esatto. L'acqua quindi del canale Brentella e l'acqua del canale della Vittoria, del canale Piavesella, che vengono presi dal fiume. Ecco, si parla in estate di 50-60 metri cubi secondo, insomma, che vengono fuori da queste realtà e che servono al 60% per le strutture agricole per l'azienda. Allora, è stato deciso questa cosa? Quando, da chi? Allora, è stato deciso dal consorzio Piave, che in pratica ha informato, e questa cosa dà fastidio, ha informato il Genio Civile di questa cosa, non ha costituito una vera e propria task force e quindi ha fatto una specie di serrata proprio dei canali, per cui a questo punto che cosa succederà? Quale scopo? Secondo noi lo scopo non è sicuramente quello di tutelare l'acqua in Piave. Premessa, c'è una... mi aiuti allora... faccia il giornalista, mi dia una mano. Allora, lei mi dica i fatti e dopo andiamo a sui commenti. Non è quella di tutelare l'acqua in Piave, è quella in pratica di creare dei disagi, a mio avviso, all'interno delle strutture anche urbane del nostro territorio per rivendicare una sorta di patrimonio dell'acqua della Piave, perché si tratta di questo, unicamente da parte del consorzio di bonifica. Cioè, in pratica si fa questa serrata per dire: noi non possiamo lasciare la nostra quota, che appunto è 50-60 metri cubi secondo che preleviamo dal Piave, vogliamo in pratica invece continuare a lasciare soltanto un minimo del flusso vitale di 10 metri cubi secondo in quel di Nervesa, per poter avere tutta quest'acqua da utilizzare in agricoltura. Chi è che ha detto sta cosa? Chi è che ha detto sta cosa? Mi dia una mano anche lei, perché sennò sentiamo solo una voce e non riesco ad avere l'essenza della... Allora, come tutte le cose è un'operazione concordata con tutte le amministrazioni, con l'ente di bacino, con il consorzio, con altri consorzi di bonifica.
Tra l'altro c'è il bypass sulla Pedemontana, pertanto la chiusa serve anche a fare il bypass, pertanto è una coincidenza e naturalmente quando vengono le coincidenze ben vengano, perché comunque avrebbero dovuto chiudere una parte dell'acqua di derivazione per poter bypassare il passante la Pedemontana veneta, perché c'è un salto non indifferente per quanto riguarda quell'area, ma soprattutto è una sperimentazione per capire se nel 2000 e tra qualche anno, 2022, che sono anni, come diceva, che si sa, ma ci arriva d'imperio un atto di indirizzo dalla Comunità Europea dove i fiumi dovranno avere un minimo di flusso ecologico calcolato con un tot di metri cubi al secondo. È chiaro che l'alveo di ogni fiume nel territorio non è uguale. Il Piave, per sua natura, la natura ci ha regalato un fiume che per una parte scorre sottoterra. Quindi pertanto, mi perdoni, mi devo aiutare un attimo, perché voi avete chiare le idee in testa, però io no, e penso probabilmente neanche i nostri telespettatori. Allora, attenzione, sembra, ditemi se questo è corretto, che direttiva della Comunità Europea, perché cioè noi facciamo comunque parte di questo, del 2000, di questo istituto, è dal 2000 che ha fatto questa comunicazione, nel 2018, quindi a 4 anni dalla scadenza, è possibile che poi dal 2022 la Comunità Europea dica, bene, nei fiumi ci deve essere 1,5 litri d'acqua minimo, sto inventando ovviamente, non guardate i numeri. Questo cosa significa? Che siccome appunto il Piave alimenta tutta una serie di canali artificiali, perché poi quelli che mi citate sono stati fatti fine 800, prima 900 se non sbaglio, Vittoria oltre, addirittura Piavesello al 1470. Esatto, 600 anni. Va bene, comunque insomma questi canali potrebbe voler dire che per garantire una quantità d'acqua che è quella stabilita dalla Comunità Europea significa che bisogna chiudere l'acqua sui canali di derivazione. Tanto questo è corretto o è sbagliato? Allora, non è così, cioè in pratica la serrata è stata fatta per motivi, secondo me, proprio di terrorismo psicologico. No, questo è un secondo lei. Però, nei confronti, no, aspetta un attimo, lo motivo? Sì, però quello che io sto dicendo... Fissiamo i cosi. La Comunità Europea ha detto, e l'ha detto con il pericolo dell'infrazione, ha detto voi non potete continuare a pensare di lasciare un fiume completamente senza acqua per lunghi periodi, per mesi. Questo è accaduto nel 2012, è accaduto nel 2017 e per periodi più brevi anche negli altri anni, ultimamente è così. Siamo in presenza, questo qua è lo scenario che riguarda anche il discorso dell'acqua di potabile, siamo in un scenario di cambiamento climatico, per cui noi abbiamo momenti in cui piove per 3 giorni e poi periodi lunghissimi. Estati in cui piove, inverni in cui piove, inverni in cui allora, la Comunità Europea dice, attenzione, entro il 2017 voi dovete fissare un deflusso ecologico, perché questo fiume qua non può raggiungere la qualifica, questo era che diceva la direttiva, la qualifica di buon stato di qualità. E allora, in fretta e furia, perché questo l'abbiamo verificato, in fretta e furia noi siamo andati a varie assemblee e abbiamo dato il nostro parere a chi? All'autorità, facciamo velocemente, autorità di bacino, no? E l'autorità di bacino ha fatto i suoi calcoli ed è arrivata a dire in Piave, per poter garantire un discorso di qualità buono dell'acqua, dobbiamo arrivare a 24, alla stretta di Nervesa, a 24/30 metri cubi secondo. Fino a poco tempo fa, cioè fino al 2017, in pratica allo stretta di Nervesa minimo deflusso vitale era fissato in 10 metri cubi secondo. Ok, quindi meno della metà di quanto sarebbe necessario. Vi dico perché ho parlato di terrorismo prima, poi lo avrò contestato assolutamente. Perché? Perché in pratica noi con 10 metri cubi al secondo non garantivamo la vita all'interno di questo ecosistema fluviale. Ed è questo che l'Unione Europea ha detto. Attenzione, questo fiume non va trattato in questa maniera. Dovete garantire perlomeno raddoppiare il quantitativo di acqua. È compatibile con un sistema che è quello nel quale noi stiamo vivendo?
Allora, fermo restando che quello che lei chiama terrorismo non è assolutamente terrorismo, ma è una prova. È una prova per due coincidenze, ma non è una provocazione, poi le spiego anche il perché, se è quello che pensa lei. Allora, è una prova nel senso a dire, verifichiamo se il Piave o la Piave con 30 metri cubi d'acqua al secondo riesce a ottenere quel minimo di flusso vitale considerato dall'Unione Europea. Allora, quel minimo di flusso vitale noi diciamo d'accordo anche con gli enti di bacino e quant'altro, va verificata in base all'alveo del fiume che ho, perché naturalmente si dice il Piave si sa ha una parte che si interra, è impossibile vederlo per alcuni periodi dell'anno. Fatto sta che quel terrorismo che suggerisce il rappresentante di Lega Ambiente arriva in un momento in cui abbiamo una massima piovosità, abbiamo avuto anche la neve, pertanto se si voleva fare terrorismo hanno sbagliato anche periodo. Ma detto questo, che può essere una battuta presa così alla leggera, il fatto è fondamentale che se noi portiamo fuori dal Piave alla derivazione in Nervesa 30 metri cubi d'acqua al secondo, i bellunesi, che poi è l'acqua da dove arriva, il lago di Santa Croce, il lago El Mins e gli altri laghi in montagna, si vedono abbassare in maniera esponenziale il livello d'acqua. Pertanto l'economia del bellunese vive sul turismo. Vedere questo afflusso d'acqua che viene tolto dai laghi, perché d'altronde l'acqua non è che si possa creare, viene depositata nei laghi in montagna scende, pertanto avremo anche la questione se dovessimo continuare per mesi quei 30 metri cubi al secondo o per anni naturalmente, non è soltanto il periodo estivo che serve all'agricoltura, l'agricoltura non spreca l'acqua ma la utilizza, l'irrigazione non si fa a marzo, si fa per 3 mesi, gli altri 9 mesi all'anno serve per tutte le altre attività. Pertanto poi c'è anche una condizione di ecosistema, l'acqua che corre attraverso i fiumi, attraverso attraverso le derivazioni servono anche per tenere abbassare l'inquinamento di questi fiumi, perché abbiamo città come Treviso che non hanno le fognature, pertanto la tolta dell'acqua, poi non esiste soltanto Treviso città d'acqua, c'è anche Oderzo, abbiamo Noale, se parliamo di Veneto abbiamo Castelfranco, abbiamo molte città, perciò l'azione di terrorismo io la sfatterei assolutamente. Dobbiamo capire che dobbiamo trovare un punto di equilibrio e il punto di equilibrio è quello di cercare di risparmiare l'acqua ma con sistemi innovativi. Siamo nel 2020 ormai e nel 2020 non è possibile ancora irrigare a scorrimento, ecco, se questo è il momento. C'era un piano irrigo nazionale che prevedeva un importo di 300 milioni di euro per fare le condotte, vuol dire che l'acqua, io d'altronde se non irrigo non mangio, pertanto dobbiamo partire anche da questo. L'acqua utilizza... Allora, velocemente, qual è il punto di equilibrio secondo voi? Dopo la verifica, dopo le prove facciamo le verifiche, ci sono i tecnici che ci daranno i dati. Quindi, poi ci mettiamo su un tavolo e dobbiamo aspettare i risultati da parte dei tecnici. Sì. Allora, breve pausa e poi chiedo anche a voi due qual è il punto di equilibrio. Grazie. Allora, io farei un giro veloce per chiudere, perché comunque non stiamo facendo tutta la puntata sul tema dei canali a secco in questi 10 giorni nel Trevigiano. Si diceva come alla fine, come al solito, bisogna fare sintesi, no? E trovare un punto di incontro, perché mettere le varie parti in contrasto tra di loro non è che porti a grandi risultati. Quindi sul problema, il problema di canali vuoti sostanzialmente è che bisognerebbe far sì che il Piave avesse un flusso di un certo tipo, perché ce l'abbia vuol dire non andare a alimentare i canali di irrigazione, okay? Ovviamente la cosa non è fattibile. Qual è il punto di incontro? Il vostro punto di vista, quindi come Coldiretti, è utilizzare un sistema di irrigazione diverso che permetta nei 3 mesi nei quali l'agricoltura attinge l'acqua in maniera massiccia da questi canali di sprecarne di meno, di utilizzarne di meno per irrigare, cioè cambiare il sistema di irrigazione significa che per irrigare se ne può usare di meno. Togliamo le canalette e facciamo un impianto pluvirigo, pertanto si diminuisce. Presidente Bonetti, secondo lei? Beh, guardi, io sono stato all'Expo, ho visto che in Israele riescono a produrre delle coltivazioni straordinarie con pochissima acqua, quindi credo che la tecnologia, come diceva il Presidente Feltrin prima, sia uno dei veicoli migliori e soprattutto più efficaci da utilizzare per arrivare a centrare lo scopo di non sprecare l'acqua. L'acqua, non lo dico io, non va sprecata. Oggi c'era un articolo sul Sole 24 Ore che ho letto prima di venire qua che diceva che l'acqua
l'acqua, soprattutto quella potabile, quella pulita, sarà l'oro del XXI secolo e anzi sarà molto più, sarà valutata alla pari delle criptovalute, quindi credo che questa discussione cada proprio a fagiolo. Comunque la tecnologia sarà la risposta, perché altrimenti stando qua a scornarci tra gli agricoltori, tra gli ecologisti, pianura, pescatori, eccetera, sembrano le guerre che fuori. si vivono in Africa tra i cacciatori piuttosto che gli agricoltori o quant'altro. Quindi credo che la tecnologia sia la nostra arma, dobbiamo utilizzarla, voglio dire. E non siamo da meno, abbiamo un bagaglio tecnico, un bagaglio ingegneristico che è di tutto riguardo. Le dighe più importanti del mondo sono state fatte e continuano a venire fatte da italiani. Quindi voglio dire, non dobbiamo fare altro che utilizzare la tecnologia. Vero è che le nozze non si fanno con i fichi secchi e quindi bisogna investire dei soldi in questo. Sì, punto di sintesi? Cioè io credo che sicuramente in agricoltura, appunto dicevo prima, il 60% viene utilizzato dall'agricoltura, è in agricoltura che dobbiamo intervenire assolutamente. Ecco, io penso che il consorzio, che adesso chiede appunto i 300 milioni per adeguare la linea di irrigazione, e sarà quello a goccia, perché questo, che però dovrà prevedere anche un cambio di agricoltura. Cioè noi non possiamo pensare di irrigare a goccia un campo di mais, dovremo pensare a qualche altra coltura. Ed è per questo, secondo me, che qua, in questa vicenda, manca l'apporto, anche dal punto di vista tecnico, delle strutture regionali. Cioè la regione è assente, lascia fare questo spot al consorzio e deve intervenire. La cosa, la dico perché da tempo noi chiediamo, quando c'è stata la siccità in fiume, da tempo noi chiediamo che si apra un tavolo dove ci saranno gli agricoltori, chiaramente, ma ci devono essere anche gli ambientalisti, voglio dire, ci dovranno essere le amministrazioni locali, perché le amministrazioni locali non hanno ancora capito che la Piave non è un problema, è una risorsa, e secondo me anche dal punto di vista turistico. Okay? Tra l'altro mi risulta, a proposito di mais, leggevo non so se ieri o oggi che è drasticamente ridotta la produzione. Sì, è drasticamente ridotta la produzione, perché naturalmente con purtroppo la zona boccata dall'allevamento diminuisce, pertanto oggi utilizziamo mais buono, esente da OGM, per buttarlo nei digestori per produrre energia, e questi sono industriali, solitamente industriali, non sono gli agricoltori che lo fanno in professione, ecco, perché buttano i reflui zootecnici che vengono lavorati e pertanto vengono utilizzati per produrre energia elettrica, ecco, si mette in moto il recupero. Il mais, comunque devo contraddirla, perché l'irrigazione nel mais si fa con la manichetta a goccia tranquillamente, abbiamo ettari importanti di prova, abbiamo tutta la tecnologia che ci viene incontro, abbiamo anche i rivenditori, i consorzi agrari sono in grado di fornire manichette e quanto, e già durante la fase di sarchiatura del mais vengono estese manichette e si fa l'irrigazione a goccia nel mais. Pertanto quello di dire cambiamo cultura, cambiamo indirizzo culturale è una follia, perché il nostro territorio dà quelle eccellenze riconosciute al mondo e arriviamo quelle eccellenze. Il mais non OGM è un'eccellenza, o no? Sì. Siete d'accordo su questo? Bene, se il mais non OGM è un'eccellenza, magari dove tipi di mais un po' diverso, questo sicuramente, ci sarà il mais rosso. Vabbè, faremo un tavolo anche per la scelta del mais. Allora, come facciamo cultura? Perché allora, intanto domani, ripeto, c'è questo avvenimento dove in tutto il mondo si cerca di porre l'attenzione su quello che è l'oro si diceva, no? del XXI secolo. Noi per fortuna, che siamo anche una zona che ne ha di quest'oro, l'importante è gestirlo bene. Da quello che mi avete raccontato, soprattutto dove c'è già una gestione con l'acquedotto in una certa maniera, c'è più sensibilità, forse anche perché, come dire, uno tira fuori del denaro per poter ottenere l'acqua, no? Quindi è più... Sì, diciamo che nel corso degli anni magari si è investito di più in cultura dell'acqua e del risparmio idrico. Da noi si paga ancora poco l'acqua, e lo dico non perché le bollette siano particolarmente basse, ma lo dico perché faccio dei confronti con altre realtà. Mediamente nel bacino di Piave Servizi l'acqua costa 82 centesimi a metro cubo, un metro cubo fanno 1000 litri d'acqua.
e si va in altre realtà, cito Torino 1,60 euro, piuttosto che Roma quasi 2 euro, ma se si va in Germania si paga 5 volte tanto la nostra realtà. Si va in Insomma, Israele. per una volta l'Italia non è il paese nel quale esattamente e questa è un'arma a doppio taglio, perché sappiamo che tutti gli investimenti fatti sulle reti idriche vengono fatte con i soldi della bolletta, quindi è un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio anche perché una cosa che si paga poco si tende a sprecare. Con ciò non voglio dire che non si debba investire o si debba aumentare le bollette o non si deve investire nella cultura idrica. Faccio un esempio: a Piave Servizi da un paio d'anni abbiamo iniziato ad andare nelle scuole con la borraccia dell'acqua. Tutti i 28.000 ragazzi delle elementari e delle medie del nostro bacino, dei 39 comuni, hanno avuto una borraccia per bere l'acqua del rubinetto. Una borraccia che ti consente, uno, di non sprecare la plastica, perché altrimenti ogni giorno c'era un bambino che prendeva la bottiglietta al distributore, beveva l'acqua, la buttava via. Così hanno la loro borraccetta, 28.000 bottiglie al giorno risparmiate e soprattutto acqua che viene controllata 5 volte al giorno, perché la nostra acqua viene controllata 5 volte al giorno e magari non rimane un mese negli scaffali. Vi do anche alcuni dati a livello nazionale. Allora, sappiate che l'Italia è al 10° posto per consumo d'acqua, ai primi posti ci sono tipo India, Stati Uniti, sì, c'è ovviamente una leggera considerazione da fare che l'India ha circa 1 miliardo di persone e noi siamo in 60 milioni. Mediamente una famiglia spende al mese 10 euro per l'acqua minerale e 13 per l'acqua che sgorga dal rubinetto. Considerando quanto e che utilizzo si fa dell'acqua è anche lì un ragionamento da fare, perché poi, diciamolo, l'acqua che viene fuori dal rubinetto è buona e se uno la utilizza... L'acqua del sindaco? La famosa acqua del sindaco. Io dico sempre che noi ci laviamo con l'acqua minerale, perché ha le stesse caratteristiche dell'acqua che compriamo negli scaffali, che troviamo negli scaffali dei supermercati, con il più che viene controllata 5 volte al giorno, perché noi facciamo 1500 controlli, 1200 da laboratori autorizzati e 300 erotti dalle strutture pubbliche che fanno i controlli. Quindi, cioè, voglio dire, sì, secondo lei com'è che si potrebbe spiegare meglio, cioè che arrivasse meglio questo messaggio che usare l'acqua del rubinetto veramente è più buona di quella e costa assolutamente molto meno? Adesso magari mi arrivano gli industriali dell'acqua e mi spaccano le gambe. Però. Io vedo che per fortuna i consorzi acquedotto, chiamiamoli così perché così arriva anche la... stanno facendo delle cose ottime da questo punto di vista, cioè sia ATS che appunto Piave Servizi da questo punto di vista sono all'avanguardia addirittura, quindi il discorso proprio di bere l'acqua insieme, aggiungerei qualcos'altro, aggiungerei per la cultura dell'acqua, aggiungerei il fatto che ad esempio noi abbiamo, io ricordo Bibano di Godega dove Bonetta era sindaco fino a qualche tempo fa, là c'è l'acqua che sgorga dalle risorgive. A San Fior, dove sto continuando a lavorare, sono delle risorgive addirittura appena fuori dalla scuola. I ragazzi vedono queste realtà e cominciano a capire l'importanza di queste presenze. Ricordo che quando sono arrivato a San Fior, ancora tanti anni fa, anche gli insegnanti pensavano che quello fosse uno scarico della strada, e invece era una bella risorgiva. Hanno creato, ad esempio, e qua è intervenuto ATS, è intervenuto il consorzio, era anche il consorzio, era ancora a sinistra Piave, e siamo intervenuti e abbiamo fatto un percorso naturalistico che partendo dalla sorgente accompagnava il Rio Posolin, che è un canaletto così, fino al Codolo, che è un bel torrente. Ecco, anche queste cose qua si devono fare. Certo. Il problema è che, ad esempio, l'anno scorso, ad aprile, io ho portato i ragazzi di Quinto di Treviso a vedere le risorgive, quelle famose di Casa Corba, Codalonga, e noi là c'era tanta di acqua così, non c'erano più erbe acquatiche ed era veramente una disperazione. Attenzione, noi parliamo per il futuro, cioè ai bambini, ai ragazzi dobbiamo dire, attenzione, mettiamo a posto le cose, sappiamo come metterle a posto. Una delle misure sicuramente su cui dovremmo intervenire è quello di dare dignità a questi fiumi, perché non è possibile che noi lasciamo i fiumi completamente senza acqua per mesi e mesi. E invece dal punto di vista dell'agricoltura, in termini anche proprio di cultura dell'acqua, cosa possiamo fare, cosa si fa? L'agricoltura, come è soltanto interesse dell'agricoltura risparmiare acqua, perché a monte di chi utilizza, poi bisogna naturalmente vedere
quali risorse hanno, come gli arriva l'acqua, perché il nostro obiettivo è portare l'acqua col pluririgo in azienda, aprono il rubinetto e poi si allacciano con la manichetta, con i sistemi evoluti, come diceva prima il sindaco, il presidente del PAV Servizi, con le tecnologie si arriva a ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, ma c'è anche un grande lavoro a monte. Quando uno irriga degli ettari con la canaletta deve stare col badile a fare le canalette, chiudere una parte, aprire l'altra, cioè a stare di notte con le torce, fanno la notte perché i cicli è una cosa dell'altro mondo, nel senso dire, siamo all'epoca preistorica rispetto ai sistemi di irrigazione, pertanto buttare via le canalette, utilizzare i sistemi moderni di irrigazione è un plus per l'azienda agricola, è un plus per l'agricoltore e soprattutto c'è un risparmio d'acqua per appunto per il sistema del territorio. Quello è il punto focale. E credo che non ci sia alcun agricoltore che ami le canalette. Punto. E noi ci prendiamo una breve pausa. Ritorniamo in diretta con Ore 13, stiamo parlando di acqua, come sapete, per voi che ci avete seguito dall'inizio trasmissione, insomma, e lo ricordiamo invece a chi si è messo in onda in questo momento. Si stava discutendo tra l'altro di una struttura, una tipologia di struttura che insomma, ormai è molto nota nel nostro territorio, che sono le casette dell'acqua. Io posso spendere due parole essendo titolare di una trentina di casette dell'acqua come piace. Presidente, è un immobiliarista praticamente. Un immobiliarista. In realtà sono casette dell'acqua di tutti. Qualsiasi cosa di Piave Servizi è una cosa del cittadino, perché le quote, la nostra è una società totalmente pubblica e nonostante sia totalmente pubblica fa anche qualche milionata di utile, quindi anche gli investimenti che facciamo, un terzo degli investimenti che facciamo sono pagati direttamente con l'utile della società, quindi tranquillizzo gli utenti e anche le stanze romane che vorrebbero scagliarsi contro le partecipate pubbliche. In questa zona le partecipate pubbliche fanno bene e fanno anche utile. Chiusa parentesi. Le casette dell'acqua, noi abbiamo 30 casette dell'acqua, soprattutto concentrate sulla parte nord ex SISP che era partito prima. Adesso stiamo iniziando a installarle anche nella parte sud, casette dell'acqua, ripeto, pubbliche, dove cioè la proprietà non è di un soggetto privato che fa utile sulla casetta, ma è di tutti i cittadini. Queste casette vendono l'acqua. Che acqua esce da quelle casette? Esce acqua ovviamente dell'acquedotto, un'acqua che viene controllata come quella del rubinetto, viene microfiltrata, c'è un microfiltro sulla casetta dell'acqua e in una delle due bocchette c'è una bomboletta di anidride carbonica che gasa l'acqua. L'acqua viene refrigerata e poi costa 2 centesimi al 2 centesimi al litro quella normale, 5 centesimi al litro quella gasata. Pronto? 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 Buongiorno, chi parla? Capraro di Jesolo. Vorrei dire una cosa sull'acqua. Prego. L'acqua che si compra nei cestini ai supermercati, diciamo che non è come l'acqua al rubinetto, praticamente a volte d'estate la mettono al sole, però quando la vai a comprare la di plastica. Allora non è, io sono 10 anni che non compro più l'acqua al rubinetto, vado con l'acqua al rubinetto e mi trovo benissimo perché è buona. Bene, e grazie. naturalmente si risparmia anche bottiglie di plastica. Grazie, perfetto. Continui così. Bravo. Non me ne vogliono, ripeto, i produttori, però insomma, continui così. Voi l'acqua che bevete a casa? È acqua di rubinetto, ma anche nella scuola facciamo attività di questo tipo. Noi nell'anno facciamo dai 2.000 ai 3.000 ragazzi, insomma, dalla scuola materna, Sarano di Santa Lucia è sempre abbonato, fino alle superiori, insomma, quindi, e là parliamo di questa cosa qua. Però ecco, mettiamo insieme sia il discorso dell'acqua potabile con il discorso dei fiumi, perché i fiumi stanno decisamente male. Una cosa che io ho verificato, perché siamo all'interno anche dei contratti di fiume, quello del Megolo Vaglio Musestre vede anche la partecipazione del Consorzio Piave,
E là io ho scoperto che ci sono agricoltori della zona di San Biagio, Rovarè, anche qua, che invece di pescare l'acqua dai torrenti di risorgiva che si chiamano Meolo, Vaglio e Musestre, fanno il pozzo freatico e tirano su l'acqua direttamente dalla falda freatica, e sta cosa qua è una cosa che non va, che non è il caso, insomma. Tutti quei pozzi sono autorizzati al Genio Civile? Non tutti, no. Quelli che sono a regola, assolutamente, noi in regola. Guardate che il Genio Civile si lamenta di questo. Se conosce qualche realtà le denunci pure, noi abbiamo fatto un'azione di metterle a norma con il Genio Civile e dire non è che può mettersi col diretto e andare a denunciare. No, i comuni e il Genio Civile, questi sono degli organi preposti. Lei da dove prende l'acqua? Tra l'altro prendono l'acqua superficiale 10 metri che non è l'acqua potabile, presumo. Ecco. Ma certo, naturalmente. Vabbè, allora, io da dove prendo l'acqua? Io prendo l'acqua al rubinetto, ma che arriva da pozzo artesiano, perché la mia area del comune non è servita. Certo, che c'è stata una forte espansione dell'acquedotto dovuta alle infiltrazioni di una cava a Tirete Paese. Io abito al Quinto, naturalmente Acqui Risorgiva, diamo l'acqua ai comuni, tutto il veneziano fino ad arrivare all'area del Cavallino, nell'area limitrofa, però in alcune aree non c'è ancora la copertura dell'acquedotto. Abbiamo comuni nell'area sud che assolutamente non hanno zero rete di acquedotti, pertanto è altrettanto fognatura, purtroppo. Pronto? Pronto? Non la sentiamo, pronto? Non la sentiamo. Bene, allora, sì, poi quando facciamo queste trasmissioni è carino perché poi ci si rende conto, no? Dicono, no, ma io l'acqua la prendo lì, arriva a me e siamo a posto. Invece io penso che debba anche, nel concetto della cultura dell'acqua, diffondersi questo tema, ossia che non è che perché uno è in montagna l'acqua parte da lì e poi a metà c'è un altro ragionamento e poi alla fine ognuno deve farsi i cacchi propri. Si è in un sistema. Sì, e poi che non è sufficiente avere un ghiacciaio per avere l'acqua potabile. Certo. L'anno scorso io ero in vacanza in montagna e ho dovuto andare in supermercato a prendere l'acqua perché l'acqua non era potabile. Perché per rendere l'acqua potabile come la conosciamo noi oggi, non come la conoscevamo 100 anni fa dove c'erano anche qualche batterio, insomma, avevamo gli anticorpi per resistere. Per avere l'acqua potabile come oggi, a monte c'è una serie di trattamenti tali da fare che abbiamo bisogno di strutture, di investimenti e di investimenti continui. In Italia da qui al 2037 avremo bisogno di 250 miliardi di investimenti sulle reti e questi investimenti si è deciso, insomma, a livello nazionale, a livello politico, che verranno fatti tutti con le tariffe, quindi le tariffe purtroppo saranno destinate via via a salire, ma soprattutto sarà importante, e io lo sottolineo, che l'acqua rimanga di proprietà pubblica, gestita dagli enti locali, perché così veramente rimarrà un bene e una criptovaluta, tra virgolette, a beneficio tutti, del popolo, certo. Che il popolo non sia ricattato da chi diviene proprietario indirettamente di quest'acqua pubblica. Quindi questo è importante ricordare in una giornata come quella di domani. Pronto? Buongiorno, sono Rossella di Preganziol. Buongiorno, volevo chiedere un'informazione a proposito delle casette dell'acqua. Se quel signore che è lì in studio da voi è responsabile anche delle casette, della casetta che c'era ad Osson di Casier. E volevo chiedere perché l'hanno tolta e se sarà ripristinata. Beh, allora, intanto grazie della telefonata. Grazie per aver posto questa domanda. Noi non eravamo, Piave Servizi non era titolare della casetta di Dosson che è stata tolta perché a seguito di alcuni disservizi e poi il Comune ha deciso di toglierla e la società privata perché non stava più in piedi. Il Comune ci ha richiesto di intervenire direttamente e quindi noi stiamo provvederemo nel prossimo, credo sia questione di qualche settimana, a installare delle casette dell'acqua sia a Casier che ad Osson e quindi intervenire. È importante quando si gestisce una casetta dell'acqua dare continuità di servizio e garanzia di qualità del servizio, altrimenti la fidelizzazione tra il consumatore e chi eroga l'acqua viene a mancare, la gente non viene più a prendere l'acqua e se non viene più a prendere l'acqua il costo del servizio non sta in piedi e quindi poi l'azienda, come in quel caso, è costretta a tirarla via.
Però do una buona notizia che grazie anche all'intervento del Comune che ci ha sollecitato siamo arrivati a un accordo e quindi provvederemo noi direttamente a mettere e a controllare le casette dell'acqua. Bene, insomma siamo quasi al termine di questa trasmissione, proviamo a darci dei compiti per casa. Sì, io i compiti li faccio fare ai ragazzi, insomma, e quindi sicuramente andiamo a nozze da questo punto di vista. Noi continueremo a stimolare il consorzio prima di tutto e le amministrazioni locali rispetto a questo, sia sul problema dell'acqua potabile sia sul problema del rimpinguamento della falda da parte del fiume. Voglio soltanto sottolineare questo: noi abbiamo tutta la sinistra Piave, proprio per la mancanza d'acqua in fiume, perché il ramo di Cimadolmo non viene mai interessato, tutta la sinistra Piave che ha grossissima carenza d'acqua. Ci sono fiumi che erano navigabili fino a 50 anni fa, tipo la Negrisia a Cimadolmo, che adesso vive di vita artificiale, nel senso che in pratica la risorgiva non riesce più a buttare fuori acqua e noi abbiamo addirittura da una troticoltura dismessa un fiotto d'acqua che va a rimpinguare questo corso d'acqua. Quindi insomma un impegno sul quale vorrebbe assolutamente... facendo quel lavoro a cui accennavo prima, quello con i ragazzi che adottano un problema e cercano anche di intervenire. Di trovare una soluzione. Walter Feltrin. L'impegno è quello di cercare fondi e contributi per poter coprire l'intera rete del territorio della provincia di Treviso col sistema pluriirriguo. Un risparmio che va verso un risparmio d'acqua, verso una comunicazione appunto importante rispetto alla salvaguardia dei canali e dei flussi d'acqua, ma naturalmente anche un vantaggio per chi ne usufruisce. Questo è importante, utilizzando tutte le tecnologie che ci sono a disposizione. E lei, Presidente, si è portato l'acqua da casa? Beh, io non ho portato l'acqua da casa, ne approfitto dello spazio che gentilmente ci avete offerto, anzi che mi prendo, perché visto che ci avete copiato lo slogan l'acqua riempie la vita, allora io mi prendo in cambio questo piccolo spazio e la riempi d'acqua per presentare l'iniziativa che faremo domani. Perché i rappresentanti delle associazioni di categoria del nostro territorio e anche i principali media che si occupa appunto dell'informazione riceveranno questa bottiglia che non a caso è vuota e ha stampato questo slogan: l'acqua riempie la vita. La bottiglia è lasciata provocatoriamente vuota perché sta a significare che senza acqua non c'è vita. E riteniamo che sia un'azione provocatoria per evitare tutte quante coloro che hanno ruoli di rilievo all'interno della società civile a riflettere sull'importanza della vita e sull'importanza dell'acqua potabile. L'importanza dell'acqua potabile è anche l'importanza che l'acqua potabile resti di proprietà pubblica. Da parte nostra noi ci impegneremo a fare gli investimenti e soprattutto a fare in modo che le società siano in contatto diretto con gli utenti e più che gli utenti con i cittadini. Bene, signori, vi ringrazio, è stato un piacere, quindi mi raccomando riflettete sui temi che vi abbiamo proposto in questa puntata di Ore 13 e ricordate domani quando berrete un sorso d'acqua in qualsiasi momento della giornata, magari considerate che appunto che è la giornata mondiale dell'acqua e che c'è veramente tantissima gente che non può fare quel gesto che per noi è assolutamente automatico. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro nei rispettivi ruoli. Grazie.